Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Siamo qui oggi con due delle autrici del libro Quando l'amore diventa una truffa affettiva, la dottoressa Laura Baccaro e la dottoressa Amalia Prunotto. Allora, questo volume raccoglie una serie di storie vere, che questi professionisti hanno raccolto nei loro studi e che ci presentano in questo volume. È un lavoro corale, un lavoro multidisciplinare. Mi interessa particolarmente leggere l'intento, perché è molto importante rapportarsi a questo volume come uno strumento d'ausilio e uno strumento che possa aiutare a prevenire questo fenomeno. Il nostro intento, scrivono gli autori, non è dare risposte preconfezionate o la soluzione, ma aiutare le persone a porsi domande in modo critico e con un adeguato esame di realtà. Tutti potranno identificarvisi perché l'amore appartiene a noi tutti, ma non vi sono elementi che potrebbero ricondurre alle storie personali che sono state accuratamente velate. Nella lettura incontreremo le ferite che questo sentimento traccia quando le relazioni assumono caratteristica di fenomeni di disillusione d'amore. Allora, passiamo la parola alla dottoressa Prunotto. Sono sue le prime testimonianze raccolte e presentate con estrema delicatezza, e chiedo alla dottoressa chi sono le persone truffate e se c'è un comune denominatore nelle storie da lei presentate. Prego. Allora, intanto grazie per questo invito che ci permette anche di condividere i nostri lavori e soprattutto anche l'attenzione che le persone che ci hanno destinato le loro storie hanno voluto appunto donarci. Quello che è importante e che poi vorrei far rilevare anche rispetto al cybercrime della truffa affettiva è che tutti possiamo essere vittime di questo, perché c'è un equivoco forse rispetto all'amore e quello che l'amore deve destinarci in qualche modo. Io penso che nella storia personale di ognuno di noi possiamo rintracciare una storia per la quale ci siamo sentiti ingannati e feriti. Quante volte magari abbiamo esplorato nella nostra vita il perché ho destinato il mio affetto a questa persona, quanto tempo ho perso, come ho fatto a credere a questo progetto di vita comune. Quello che noi siamo andati a indagare nel corso di queste narrazioni è la riflessione che le persone hanno portato attraverso i loro racconti di quello che è stato, diciamo così, che ha definito l'inganno. Noi forse, come dire, equivochiamo l'amore, destiniamo all'amore un compito che dell'amore non è, nel senso che chiediamo all'amore di salvarci, di colmare i nostri vuoti, di riparare le nostre ferite, e non è possibile chiedere questo, perché questo non è amore. C'è poi anche un altro aspetto, l'equivoco anche dell'amore inteso come amore romantico, e noi pensiamo che se si soffre per amore allora è un amore autentico e questo amore ci salverà in qualche modo. Infatti poi la dottoressa Baccaro lo evidenzierà nel corso delle sue riflessioni, no? Come quello che c'è legato a questa progettualità nelle storie che abbiamo poi raccolto è quello di pensare che in questo rapporto ci porterà a vivere finalmente la vita che avremmo sempre voluto e che soprattutto abbiamo chiesto, una sorta di risarcimento. Se andiamo poi a vedere le narrazioni, queste storie sono un rapporto dove finalmente si vivrà felici e contenti senza alcun tipo di difficoltà e ci sarà qualcuno che si occuperà di noi. E questo forse è anche il grande inganno che noi chiediamo alle relazioni, che non è assolutamente amore, è ben qualcos'altro. Allora, prima di passare la parola alla dottoressa Baccaro, vorrei leggere qualche riga dall'introduzione dell'approfondimento appunto di Laura Baccaro, da vittima di truffa romantica a persona offesa dal reato.
un passaggio necessario. Ser Cepparello, con una falsa confessione, inganna uno santo frate e muorsi. Ed essendo stato un pessimo uomo in vita, è morto reputato per santo e chiamato San Ciappelletto. Nel Decamerone ve lo ricordate, Ser Ciappelletto del Boccaccio? Truffatori malvagi e cinici ce ne sono sempre stati e ce ne saranno sempre. Ecco, dottoressa Baccaro, ai tempi del web si potenzia la truffa e chiedo quali sono le tecniche manipolatorie messe in atto proprio dai truffatori per indurre la vittima a fidarsi e poi magari anche a innamorarsi del truffatore. Grazie di questa domanda che pone l'accento proprio su un punto fondamentale, ovvero la formazione, chiamiamola così, dei truffatori, che mentre all'epoca di Ser Ciappelletto era una dote innata, chiamiamola così, adesso noi vediamo delle tecniche sofisticate di ingegneria sociale che vengono poste in atto nelle relazioni, dove c'è un sfruttamento delle relazioni. Il web amplifica da una parte la possibilità di avere molte vittime, ma dall'altro noi dobbiamo tenere conto della disinibizione della persona qualora entra in una relazione online, dove anche la persona, oltre all'autore di reato, chiamiamolo così, ma la persona che entra in una relazione mediata dal web si sente in qualche modo protetta. E c'è una disinibizione, questa che viene colta negli studi scientifici degli psicologi, ma ahimè viene anche colta e ben usata dai truffatori. Le faccio un esempio: noi vediamo che nelle relazioni che si costruiscono nel web, in tempi molto, molto veloci, molto, molto brevi, si crea una intimità molto profonda, cose che non avremmo mai raccontato al nostro terapeuta, all'amico più intimo, al fidanzato, al marito, eccetera. Nel breve tempo noi vediamo che le raccontiamo a un perfetto o a una perfetta sconosciuta. Quindi il web amplifica un senso di vicinanza fasullo proprio perché altera la dimensione spazio-temporale. C'è un'immanenza, no? Della persona, dell'innamorato, no? E questa immanenza, dove non ci sono delle coordinate di spazio-tempo ben precise, fa sì che vengano sempre riempite da questa comunicazione basata su delle tecniche di manipolazione e di ingegneria sociale, ripeto, molto molto precise, molto tecniche. Sono le stesse tecniche che sono usate nelle sette verso gli adepti, in modo che ci sia una completa, come dire, non solo manipolazione, ma è una gestione della mente della persona con la quale io ho la relazione. Ecco. Il tutto amplificato dalla web perché è H24. Cioè è questo l'aspetto pazzesco di queste tecniche, perché sono sempre presenti, sempre presenti, ed è un po' quello che diceva la dottoressa Pronotto, rinforzano questo senso dell'amore eterno, io sarò sempre con te, quindi c'è questo inganno totale che confonde la realtà con la fantasia. Ultima cosa, noi in effetti nella copertina, no, abbiamo voluto mettere un corpo intero e solo un volto, no? Ecco, a volte non c'è neanche un volto, ma quel vuoto lì è riempito da questa comunicazione alterata, dall'inganno, dall'artificio, proprio e poi dalla fantasia e dai bisogni della vittima.
Ecco, chiedo alla dottoressa Brunotto perché tutti noi possiamo essere potenzialmente delle vittime e quanto il supporto psicologico che professionisti, professioniste come voi poi riescono e sanno dare per guarire le ferite comunque di un amore che non è vero, non è autentico. Sì, io penso che l'esplorazione della dottoressa Baccaro ci abbia fatto comprendere come si muovono appunto questi fenomeni, cioè sono la risposta ad un bisogno molto profondo di essere riconosciuti e di essere visti, di avere qualcuno, di sentire che c'è qualcuno per noi. Ed è un sentimento che riporta ai nostri primi momenti di vita proprio, cioè a quell'unicità con l'altro, che è un qualcosa che non possiamo più ripetere nella nostra vita, perché inevitabilmente la nostra vita a partire dal parto è fatta di separazione. Ma quel limbo dove c'è un tutt'uno con la persona H24 è un qualcosa di talmente suggestivo e di talmente nutritivo che la persona si sente finalmente di essere compresa, di essere arrivata, di avere qualcosa. È questo che viene a riempire proprio il vuoto emotivo. E questo è un punto molto importante che dovrebbe anche farci comprendere la portata e la crudeltà poi della scoperta della vera e propria truffa affettiva, perché dietro in realtà non c'è niente, non c'è il mascalzone che ci ha tradito in qualche modo, al contrario c'è un'organizzazione criminale che ha preso in giro i nostri sentimenti nel modo più crudele, e questa è una cosa di grande forza che dobbiamo comprendere, perché molte volte le vittime sono anche in qualche modo dileggiate, no? Nel senso che nel momento in cui si crede all'amore, come ha fatto ad innamorarsi di Brad Pitt a 80 anni, di pensare che Brad Pitt la possa in qualche modo ricambiare. Ma è come ci indicava la dottoressa Baccaro, si entra in una dimensione che ha tutto a che fare con l'immaginario, con la fantasia, è questo che viene a nutrire e che ci porta a vivere quello come una realtà. C'è poi anche un aspetto di contesto socioculturale che ha a che fare anche con il movimento del sociale, che appunto enfatizza e promuove un certo tipo di dimensione. Viviamo effettivamente in un momento storico-sociale dove i cambiamenti sono stati davvero molto repentini e c'è anche una difficoltà all'adattamento, all'adattarsi a un certo tipo di realtà che è molto lontana, diciamo così, dalla nostra dimensione umana. C'è una sorta anche, infatti noi siamo nell'epoca dell'addition, cioè della ricerca della sostanza, di qualcosa che ci aiuti a sopravvivere in qualche modo, ad andare avanti, a sopportare una quotidianità che non ci appartiene più. E quindi questa fuga in questa dimensione ci aiuta non poco. Noi dobbiamo anche pensare che l'innamoramento di per sé ha anche come dire, una forza antidepressiva, perché l'innamoramento scatena dentro di noi, dentro il nostro organismo, una scarica vera e propria di dopamina che è pari all'assunzione di coca. Quindi possiamo pensare che questo piacere in qualche modo, e quindi di conseguenza anche l'adattamento a questo tipo di realtà affettiva, ci aiuti a sopportare la monotonia o comunque la difficoltà della vita e dei suoi movimenti. Ed è per questo che è anche molto difficile andare a scardinare un certo tipo di vissuti e di emozioni, perché sostituire queste situazioni alla nostra realtà quotidiana è quanto più di penoso che può accadere. Vorrei adesso soffermarmi su un altro concetto, che è quello del dark number. Leggo sempre dall'approfondimento di Laura Baccaro.
La criminologia, dalla sua nascita, porta l'attenzione di noi operatori sui fenomeni devianti sommersi, su ciò che è definito numero oscuro della criminalità. Quindi sul numero dei reati che, non venendo denunciati, non viene rilevato dalle fonti ufficiali, censito dalle statistiche e i cui autori restano sconosciuti e impuniti. In pratica il dark number è il divario tra la criminalità reale e la criminalità conosciuta. Ecco, chiedo alla dottoressa quali sono questi fattori che influenzano proprio l'indice di occultamento. Grazie, perché questo è un po' come dire, la difficoltà che noi incontriamo poi dopo anche nei colloqui con le persone che si rivolgono a noi. Allora, c'è proprio una difficoltà non solo alla denuncia, ma a riconoscere che era una truffa. Quindi a volte noi lavoriamo con le persone che si rivolgono a noi perché vengono accompagnate magari dai parenti o dai figli, perché riconoscano che c'è stata una truffa, che quell'amore meraviglioso è una truffa, e che il vero sentimento c'è, però è fittizio dall'altra parte. Arrivare a una denuncia vuol dire, ed è questo uno dei motivi, oltre alla vergogna di essere presi in giro, alla tua età, ma sei imbranata, eccetera, eccetera. Poi il vero motivo è di riconoscere, no? Cioè la denuncia è riconoscere di essere stati truffati, ma a volte mi capita che molte persone mi dicono: guardi, io non me la sento di denunciare perché è stato il mio fidanzato per molti anni e io non vado a fare del male alla persona con la quale ho condiviso e ho avuto una meravigliosa storia d'amore. E questo è il limite più forte, ed è una sorta di limite affettivo ma anche morale, se ci pensiamo. Cioè, tu faresti del male alla persona che hai amato tanto e che ti ha dato tanta felicità? Ecco, questo è uno dei limiti, proprio delle difficoltà con le quali noi ci scontriamo. Quindi è vero che c'è la vergogna, cioè il primo passaggio, cioè quello che viene detto: non denunciano perché hanno paura di essere presi in giro, dileggiati. Certo, è vero, perché poi abbiamo visto la vittimizzazione secondaria alla quale sono sottoposte le persone che denunciano, no? E poi con una perdita di credito sociale, di affidabilità da parte dei parenti, da parte degli aspetti sociali, in ambito lavorativo, eccetera. Ma poi c'è anche questa cosa più profonda che è l'aspetto più, come dire, come posso io fare del male? È moralmente inaccettabile verso di me. Quindi il passaggio di fare questo numero oscuro è anche dovuto, a mio avviso, soprattutto a questo. Altra cosa poi è che gli uomini, quando sono vittime di truffe affettive, fanno ancora più fatica a denunciare rispetto alle donne. C'è una sorta di sostegno più e di riconoscimento più verso la vittima donna rispetto alla vittima uomo, cioè quando sono vittime di queste truffe. E anche lì bisognerebbe un po' fare un'analisi di genere rispetto a questo punto. Il numero oscuro poi, tra l'altro, copre un altro grosso problema, a mio avviso, che è quello dei reati che sono connessi e comunque
si intrecciano con il reato di truffa affettiva, che sono per esempio il furto di identità, il traffico di denaro, il riciclaggio e cose di questo genere, e l'evasione fiscale, revenge porno, cioè nascondono anche non solo la truffa, la vera truffa affettiva, ma tutti i reati collegati che sostengono e alimentano la truffa, e per cui il numero oscuro diventa veramente molto ampio, ma non legato solo a questo fenomeno, ma a tutti i fenomeni criminosi correlati. Allora, torniamo sempre sul concetto della truffa ai tempi del web. Leggo da un approfondimento della dottoressa Valeria Mele. I truffatori spesso si appropriano di profili esistenti o creano profili falsi che corrispondono alle aspettative e ai desideri delle loro vittime, utilizzando foto attraenti, storie inventate, così da indurre a idealizzare l'immagine che viene presentata, proiettando su di essa speranze e fantasie fino ad attirare l'attenzione della vittima. Si presentano belli e affascinanti nell'aspetto, con posizioni lavorative sicure e ben remunerate o comunque di prestigio. Possono simulare una relazione romantica, un interesse amoroso profondo, stabilendo una connessione emotiva con la persona prescelta. Quindi la truffa ai tempi del web, truffatori molto esperti, non solo nei confronti dei social media, ma anche proprio delle tecnologie informatiche che stanno alla base. Ecco, chiedo, ci sono delle buone pratiche da seguire sul web per cercare in qualche modo di essere più obiettivi, più consapevoli quando siamo in rete? Sì, diciamo che è un aspetto sempre più complesso, perché anche l'avvento dell'intelligenza artificiale ha incrementato, diciamo così, la difficoltà ad accedere, cioè nel senso alla realtà. Un primo passo può essere semplicemente quello di postare la foto su Google e vedere semplicemente a chi appartiene. Bisogna essere un po' disincantati e bisogna anche davvero informarsi attraverso questi canali. Ad esempio adesso hanno cambiato un pochino, non c'è più tanto la storia romantica, perché si vede che adesso, diciamo così, adesso però io ad esempio ne sono stata protagonista, c'è ad esempio l'individuazione di profili specifici, ad esempio nel mio caso di autori del mio campo, della psicologia importanti, per cui un profilo naturalmente falso viene a sollecitare la mia attenzione, perché crea ad esempio un gruppo di persone con cui scambiare in privato delle situazioni lavorative, uno scambio. Ora ad esempio il primo appello sarebbe quello di fare riferimento al proprio narcisismo, cioè pensare che magari un autore così famoso non sei così importante e così diciamo affermata da poter veramente avere questo motivo di scambio. Ecco, ad esempio questa una sorta di non ingenuità rispetto ai contatti. Poi ad esempio potrebbe essere una cosa anche di vedere appunto se c'è una persona che ci contatta, e questo lo diciamo anche non esclusivamente per le truffe ma anche per i rapporti online, di verificare la possibilità immediata di potersi conoscere, cioè di portare in un ambiente reale davvero questa conoscenza, perché è opportuno, perché al di là della truffa sentimentale vera e propria ci possono anche essere migliaia di altre situazioni, per cui anche questa può essere un'accortezza. Dal punto di vista legato al cybercrime lascio la parola alla dottoressa Baccaro, perché ha più specificità rispetto a questo. Allora, se vuole aggiungere qualcosa. Sì, una cosa sulla quale mi vorrei porre l'attenzione è dobbiamo fare, come diceva la dottoressa
fatto un'analisi sul nostro, chiamiamolo narcisismo, ovvero prestare molta attenzione a cosa noi diciamo online. Dobbiamo sapere che queste strutture, che queste organizzazioni criminali che si avvalgono di professionisti molto competenti nell'ambito della comunicazione, degli aspetti psicologici, sociali, eccetera, analizzano tutte le nostre comunicazioni. Un like che noi mettiamo a una mostra diventa il canale per far capire i nostri interessi sui quali noi potremo essere agganciati. Altro aspetto poi è un punto, no? Chiamiamola bandierina rossa che dobbiamo allertare immediatamente, è dopo poco che siamo conosciuti, che ci conosciamo online, la persona ci chiede per esempio di uscire dal canale nel quale ci siamo conosciuti e ci sposta in canali molto più intimi e comincia una comunicazione come dire, che è sempre presente e ci chiede molte cose di noi. E guarda caso scopriremo nel giro di una settimana l'anima gemella che ha degli interessi proprio a specchio uguali ai nostri. Ecco, la tecnica degli interessi a specchio e delle cose che piacciono anche all'altra persona non è Cupido che ha mandato la freccia giusta, è una tecnica comunicativa dove io ho trovato l'anima gemella, quell'aspetto di rapporto fusionale di cui parlava la dottoressa Pronotto prima e che io cerco nei rapporti d'amore, no? Ecco, questa è una tecnica raffinata, cioè molto semplice detta così, ma in realtà dal punto di vista psicologico del condizionamento e della manipolazione è una tecnica fortissima. Rassicura, vedo me in lui e creo una cosa terribile, un legame di fiducia, che è questo terribile. Ecco, questi aspetti, questi primi punti devono essere delle bandierine rosse che mi fanno allertare. Sempre per restare in tema di tecniche di manipolazione, un'altra tecnica utilizzata sempre per un discorso di fiducia, no? Che effettivamente il truffatore deve conquistare nei confronti della vittima, è il love bombing, no? Ci parla anche di questo, dottoressa? Sì, nel senso che la persona viene sommersa da questi sentimenti d'amore e è come appunto questo rapporto di fiducia, cioè io e te e il mondo fuori, no? Come celebra anche una canzone famosa, no? E quindi che cosa dobbiamo chiedere di più alla vita? Cioè abbiamo tutto davvero e finalmente. Allora, torniamo sul concetto di truffa e chiedo se la truffa affettiva è un reato oppure un semplice inganno. Allora, dal punto di vista tecnico, io non entro proprio dal punto di vista penalistico, preciso però ritornando alla frase iniziale di quel serciappelletto dove c'era l'inganno e la menzogna, che sono i punti fondamentali dove noi possiamo indicare il reato di truffa, no? Ecco, e il danno poi che la persona riceve, che nel caso della truffa affettiva è un danno che non solo patrimoniale, ecco, vorrei accennare a questo aspetto perché fa molta notizia il caso di nostri utenti che un mio utente ha dato
270.000 euro, ecco, ha perso, cioè somme ingenti, altre persone che hanno perso la casa, eccetera, con debiti, accumulato debiti su debiti, e vivono veramente adesso della solidarietà che è rimasta tra i parenti. E il vero danno sul quale noi cerchiamo di far capire proprio la complessità, e ci stiamo un po' capendo, quindi è di un passaggio secondo me importante, è dal danno patrimoniale al danno psicologico, una violenza psicologica che la vittima subisce, e questo tipo di danno non viene riconosciuto perché viene un po', a mio avviso, nascosto da un po' se l'è cercata, poteva accorgersene prima, ma è possibile che non abbia capito, anche perché magari sono persone di alto livello culturale, di grande competenza informatica, e con competenze sociali, culturali, relazionali importanti, no? E quindi riuscire a capire che la vittima non ci ha messo del suo, cioè non è una vittima colpevole. Quando entri in una relazione amorosa, il tuo sentimento d'amore è vero, quindi non sei colpevole, ecco. Tu sei ingannata da tutti questi tecniche comunicative, da questi contesti, dalla progettualità nella quotidianità, per cui tu, anche come dire, seguendo le norme sociali normali, che è quello di aiutare il proprio partner, tu gli dai dei soldi, ma alla fine un'adesione a una sorta di norma sociale alla quale tu stai. Ecco, per cui bisogna anche un po' fare un passaggio di cogliere la manipolazione, quindi la violenza psicologica che è stata agita, e quindi cogliere questa peculiarità, che è un reato, certo, perché c'è effettivamente questi disgraziati, queste organizzazioni criminali ti usano per tirare su soldi, detta in modo spiccio, per riciclare denaro e per i loro traffici, insomma, per un guadagno immediato. E quindi bisogna farsi anche una cultura sociale su questo tipo di reato, evitando poi la vittimizzazione secondaria che limita l'approccio e l'avvicinarsi delle persone alle istituzioni, ma anche ai colleghi psicologi stessi, perché bisogna fare una cultura specifica di supporto e di costruire relazioni con la vittima e con i familiari, tenendo sempre, io lo dico sempre questo, tenendo sempre in mente una cosa, che noi nel momento in cui entriamo come professionisti, a qualsiasi titolo, in una relazione con una vittima di truffa affettiva, noi dobbiamo sapere che la vittima racconterà tutto quello che noi diciamo al truffatore o alla banda criminale che c'è dietro. Quindi noi dobbiamo pesare anche le virgole quando parliamo, perché altrimenti noi ci troviamo un muro, una barriera, e perdiamo il contatto, ovvero la possibilità di una relazione con la vittima, cosa che le bande criminali vogliono e desiderano. Ecco, questa è una domanda che faccio ad entrambe. È una cosa importante, quindi fare prevenzione. Ecco, come facciamo prevenzione? Ma prevenzione la possiamo fare appunto attraverso l'informazione, attraverso la sensibilizzazione rispetto a questi accadimenti, e poi attraverso un'educazione, diciamo così, sentimentale dei giorni nostri, cioè cercando appunto di lavorare su questi aspetti educativi che ci portano anche a vedere l'affettività in modo differente, forse in modo anche più maturo.
lasciare l'amore romantico agli spazi dei romanzi e l'amore reale, quello cosiddetto sano, come si usa adesso definire, alla nostra vita quotidiana. Parlare di prevenzione è uno degli aspetti più difficili. Intanto io comincerei da una comunicazione corretta, perché quando le vittime di truffa affettiva vedono che le persone che hanno denunciato, si sono esposte, vengono prese in giro da tutta l'Italia per una comunicazione giornalistica pessima, diciamo che questo fa sì che le persone non si espongano. Questo lo dico perché ci sono stati molti casi di persone che si sono suicidate come conseguenza delle truffe affettive, cioè, e sta aumentando il numero. Ecco, quindi la prevenzione è anche comunicare correttamente cos'è la truffa, cosa si può fare, comunicare anche come si sta sui social, perché è vero che ci sono gli hacker, ma sappiamo che il peggiore hacker in questo senso siamo noi stessi che diamo informazioni, per cui dobbiamo avere una cultura affettiva, relazionale, adeguata ai tempi, perché purtroppo io vedo che c'è un distacco tra gli aspetti affettivi e la realtà di tutti i giorni, oppure c'è peggio una demonizzazione dell'uso dei social. Impariamo a usare questi strumenti, a usarli bene, e poi la ricetta non ce l'abbiamo. Credo però sia anche nel cercare di costruire dei gruppi di autoaiuto, di parlarne il più possibile, con onestà e un ascolto però che sia di rispetto. Allora, nelle storie raccolte il target dei pazienti presentati è un target che va dai 45-65 anni, uomini, donne. Sempre tornando sul discorso della prevenzione, ma non sarebbe utile iniziare a parlare prima, magari anche alle generazioni più giovani, di questa tipologia effettivamente di truffa? Sì, nel senso che riprendiamo appunto la riflessione della dottoressa Baccaro, no? Cioè, l'importante è fare un buon uso di questi strumenti digitali senza demonizzarli, e appunto la realtà di un'educazione affettiva, sentimentale, è una realtà che riscontriamo come richiesta tutti i giorni e non esclusivamente per il mondo digitale, in cui il mondo digitale è esclusivamente uno strumento, per cui sì, è un auspicio che dobbiamo darci e che sicuramente sempre di più si sta ascoltando questa emergenza. La mia riflessione è nata dal fatto che effettivamente sono genitore e io vedo che manca questo tassello a livello educativo, per quello rilancio questa provocazione. Purtroppo non è una provocazione, è una realtà, anche perché abbiamo le ultime ricerche che ho visto indicano un abbassamento dell'età delle vittime di truffe affettive, e vengono agganciati ragazzi proprio anche appena maggiorenni, dove vengono agganciati? Ma dall'invio di un curriculum che poi dopo si trasforma in una relazione, ma dall'invio, entrano in LinkedIn per motivi anche professionali, e anche lì c'è questo rischio dove il legame affettivo, e attenzione, non amoroso ma proprio affettivo, cioè molto più ampio, viene strutturato. Ecco, per i ragazzi giovani proprio l'affettività, cioè parlare di affettività e non di amore, è proprio, a mio avviso, il salto culturale che dobbiamo fare, ma non da bigotti, ma non da quelli che sanno tutto.
i ragazzi sono molto competenti, però almeno nelle attività che abbiamo fatto di prevenzione nelle scuole, negli istituti superiori, parlando proprio di prevenzione ai legami distruttivi, hanno anche un bisogno di un confronto con un adulto, ma non un adulto che ti dice cosa devi fare da qua fino a qua perché altrimenti succede. No, di un adulto onesto che parli delle difficoltà in modo di dire, cioè che si metta in una posizione di un ascolto più comprensivo e tenga conto di un'affettività che è un bisogno umano, non degli amori e dei fidanzati, ma di un'affettività che riguarda l'individuazione del sé, direi, qualcosa di più raffinato come crescita personale, cioè far capire che l'affettività è un progetto di vita e non qualcosa da fare. E questo è un salto culturale, sociale, che purtroppo lo vedo un po' lontano, però questo è il mio modo di sentire. Sì, l'ho chiesto perché effettivamente sembra di percepire questa mancanza, soprattutto in questa fascia che sembra non essere interessata, insomma, dalle storie che avete raccolto, sembra che il target sia più alto, ok, sono salvi, no, perché il problema effettivamente poi tornerà più tardi, a mio avviso, manca anche una conoscenza della tecnologia informatica dal punto di vista più approfondito, merita interesse l'approfondimento della dottoressa Mele su quelli che sono anche strumenti, semplici accorgimenti che si possono adottare nel momento in cui ci si crea un profilo social piuttosto che una chat, piuttosto che anche la navigazione in internet. Quindi mancano questi strumenti, a mio avviso. Ecco, il vostro è, diciamo, un lavoro corale, multidisciplinare, che assolutamente va comunque nella direzione di un approfondimento e fornisce qualche spunto di riflessione, ovviamente, in più. Ecco, se avete qualcos'altro da aggiungere. Io vorrei ringraziare per l'opportunità, perché anche questo, cioè anche la presentazione del libro, a mio avviso, è un momento di prevenzione, di una comunicazione che speriamo possa ampliarsi, possa coinvolgere anche delle figure istituzionali. In effetti ringraziamo il Consiglio regionale Veneto per questa opportunità, perché se non c'è una rete, una direzione comune tra le istituzioni e i professionisti, in questo caso, che si occupano delle problematiche sociali, culturali e di reati, difficilmente riusciamo a far fronte a questa rete criminale internazionale. Sì, perfettamente d'accordo. Si vuole aggiungere qualcosa, dottoressa? Solo una metafora molto veloce, che noi abbiamo parlato di inganni d'amore. Allora, la bugia, noi pensiamo, sappiamo, era nell'Ottocento una candela e serviva a illuminare. Allora, il messaggio che noi mandiamo alle vittime è poi questo, usando questa metafora: la bugia illumina. E allora usiamo per riconquistare, diciamo così, il nostro spazio personale, usiamo questa illuminazione, questa luce, per andare a vedere, rispetto alle vicende che abbiamo vissuto, che cosa questa esperienza ha dato risposta, quali vuoti è riuscita a colmare. Il fare luce ci permette anche di superare e di elaborare questa esperienza che davvero, con la rottura dei legami di fiducia, è qualcosa di crudele, di veramente forte, di estremamente drammatico, e questo lo sottolineo perché bisogna ridare dignità anche al dolore delle vittime di questo cybercrime così importante. Va bene, abbiamo concluso l'argomento. Grazie.
Grazie a voi, è stata davvero una chiacchierata molto interessante e illuminante. Ecco, io spero davvero possiate continuare, anche e soprattutto davvero nelle scuole, secondo me potrebbe essere davvero un ausilio molto, molto prezioso, proprio per quelle generazioni che ancora, secondo me, si sentono salve, si sentono anche magari particolarmente brave, no, ad usare certi strumenti e quindi pensano di essere indenni. Grazie a voi.